Allora, siamo qua col dottor Domenico Mussillo, direttore della Città del Cinema, per porle alcune domande riguardanti la collaborazione con il Subito Sopra. La prima cosa volevamo chiedere da dove è nata questa collaborazione con il Pascal e con il Subito Sopra? Allora, l'idea è nata dal professor Identi, che da sempre mi conosce, dato che anch'io sono stato un suo studente. Nell'ambito della collaborazione con convenzioni esterne abbiamo trovato edificante questo tipo di collaborazione, la possibilità di dare ai ragazzi a fare delle recensioni su dei film che noi trasmettiamo. Sì, allora, inoltre, dato che noi veniamo abbastanza spesso a guardare dei film, facciamo delle recensioni e le postiamo anche su Facebook e abbiamo notato che abbiamo circa 400 lettori abituali. Volevamo chiedere se avete notato qualche cambiamento, qualche risultato. Sì, sono venuti dei ragazzi che hanno chiesto, in base alle recensioni che hanno letto sul vostro giornale, se effettivamente il film era consigliabile o meno. Ovviamente noi cerchiamo di dare il massimo supporto in questo senso. Ecco, vabbè, per una questione personale volevamo sapere se ha letto qualche nostra recensione e come gli è sembrata. Allora, non ho letto le vostre recensioni perché non mi viene portato il giornale, quindi nel momento in cui mi verrà portato il giornale sarò ben lieto di approfondire la lettura con il vostro editoriale. Ok, una critica grazie per averci costruttiva. risposto a queste domande, alla prossima. È sempre un piacere. Saluti a tutti gli studenti. Grazie.